a tutti, eccoci qua per la cronistoria degli ultimi momenti di viaggio in Brasile del nostro gruppo. In questo momento vi sto mandando questo messaggio da Salvador di Bahia, dove siamo arrivati ieri. Noi ci eravamo lasciati, a dire il vero, con la messa di giovedì di ringraziamento, e invece il venerdì è stato un giorno di relax, di verifica, perché abbiamo fatto una bellissima verifica molto emozionante. Qui si chiama quando ci si emoziona, quando c'è nostalgia, quando c'è dispiacere di separarsi, si dice saudade, ed effettivamente è stato molto commovente vivere questo momento. Però dopo questo così momento emozionato, tra l'altro concluso con una bellissima messa al comandato missionario, abbiamo concluso una serata bellissima di festa tipicamente brasiliana. I nostri amici brasiliani hanno organizzato per noi una festa sul tema di San Juan, che è il patrono della Bahia, e ci hanno vestiti con abiti caratteristici, truccati, e ci hanno così coinvolti in un ballo, una quadriglia, accompagnati da dei musicanti proprio del luogo, e poi ci hanno offerto dei cibi tipici della Bahia che abbiamo veramente gradito, molto buoni e particolari. E la festa si è conclusa con grandi abbracci e saluti, perché il giorno dopo avremmo dovuto partire per Salvador, e così è stato. In effetti alle 8 della mattina ci siamo messi in marcia e siamo partiti con il nostro bus verso Salvador. Ci abbiamo messo più o meno 10 ore ad arrivare, con due o tre tappe in mezzo, un po' pranzo, poi abbiamo visitato un mercatino locale, e poi siamo arrivati nella casa delle suore che ci ha ospitato fino ad ora. Ora qui sono le 2 del mattino, io mi trovo in aeroporto, come vedete, a Salvador. Non c'è quasi nessuno perché è un orario, è molto presto, e sono qui con il gruppo, vedete, con Benedetta, Francesca, Carlotta e Joseph, il primo gruppo che parte verso le 4:30 del mattino qui Baiano, e quindi in Italia sono alle 9 del mattino. Il secondo gruppo partirà più tardi, verso le 8 del mattino Baiano, che è mezzogiorno. E noi saremo di ritorno per il lunedì 22, quindi per domani in tarda mattinata, e devo dire che siamo molto contenti, anche emozionati. È stato faticoso separarci dai nostri amici brasiliani, ma tutto per fortuna e grazie a Dio è andato bene, siamo molto molto contenti. Un abbraccio forte a tutti e alla prossima, ciao ciao! Ci troviamo a Salvador e siamo in partenza. Buona domenica! Ciao! Fra un'ora e mezza partiremo, purtroppo, in direzione São Paulo do Brasil. Esatto. Ecco l'aeroporto Salvador de Bahia. Il tempo non è dei migliori, ma chuva de graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama.